Difficile mantenere il distanziamento sociale. Dal 3 la Sicilia riapre turisti, ma bisognerà scaricare l'app per tracciare chi arriva. 29enne di Ravanusa perde la vita in un impatto frontale tra due auto, è successo in provincia di Pavia. Un nuovo caso in provincia di Agrigento a Campobello e 4 nuovi casi da confermare all'ospedale di Licata. Sono in attesa del secondo tampone, il primo è positivo. La Croce Rossa lancia un appello, c'è una bassa adesione all'indagine sierologica. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, la Sicilia riapre ai turisti, ma bisognerà scaricare un'app per tracciare chi arriva. Da mercoledì prossimo sarà possibile tornare a viaggiare ed intanto sembra però sempre più difficile far rispettare il distanziamento sociale. Il servizio di apertura di Lello Casesa. Guardie e ladri è il film con Totò e Aldo Fabrizi nel periodo del secondo dopoguerra, ambientato a Roma, che descrive la fuga del ladro e a pochi passi la guardia che con difficoltà e allegria cerca di acciuffarlo. La scena è identica nel piazzale Aster a San Leone, con una poderosa presenza di forze dell'ordine, almeno 14, tra polizia, carabinieri, finanza, polizia provinciale e comunale. Gli uomini dello Stato ricevono prima le istruzioni dal dinamico commissario San Martino su come muoversi e poi accerchiano pian piano le migliaia di giovani che stazionano nel piazzale e si dirigono verso di loro. Un compito assai difficile e rognoso che costringe i ragazzi circondati a spostarsi da uno spazio ad un altro come nel film Guardie e ladri. La scena si ripete senza nessun risultato. Appare dunque chiaro che la decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di evitare assembramenti nelle zone della movida, di far chiudere i locali entro la mezzanotte, di vietare la somministrazione di alcolici dopo le 21:30 è un provvedimento che colpisce al cuore l'economia della città, già sprofondata dalla crisi del virus, visto che gli assembramenti continueranno ad esserci ugualmente ovunque ad Agrigento come del resto del paese e ben oltre le 24. Fra qualche giorno, infatti, ci si potrà muovere tra regioni diverse e chi arriverà in Sicilia dovrà scaricare l'app Sicilia Sicura e inserire i dati sullo stato di salute, spostamenti ed eventuali casi di Covid in famiglia. È stata scelta questa strada dal governatore Musumeci per rendere più veloce il protocollo sanitario per i turisti. Il presidente della regione potrebbe firmare l'ordinanza che rende obbligatoria l'applicazione prevedendo una sanzione per chi non la scaricherà, anche se gli uffici legali della regione stanno studiando bene la norma. Saranno effettuati controlli della temperatura nelle stazioni ferroviarie, aeroporti e porti, come per gli alberghi, che dovranno verificare giornalmente la situazione sanitaria dei propri clienti. Ci piace sperare, e ne siamo certi, che non succederà nulla e che il virus stia pian piano fuggendo dal nostro paese, come la fuga tra Totò, il truffatore, e lo Stato. 29enne di Ravanusa perde la vita a causa di un incidente stradale in provincia di Pavia. La vittima si chiama Giannis Turco, era appunto originaria di Ravanusa e viveva a Cura Carpignano. La ragazza, figlia di un bravissimo medico già deceduto, era nipote del giudice Luisa Turco. Secondo le prime ricostruzioni, che dovranno essere confermate, la 29enne sarebbe stata alla guida di una Mercedes che si è scontrata in un impatto frontale con una BMW. La Mercedes ha terminato la sua corsa ribaltata su un fianco completamente distrutta, mentre la BMW è finita al centro della carreggiata. Un solo caso di coronavirus in più è stato registrato in Sicilia nelle ultime 24 ore, mentre 13 sono i guariti. Tutto fermo per Agrigento e provincia, secondo la regione, ma in realtà ieri a Campobello di Licata si è registrato un nuovo caso di Covid-19 e quindi il dato degli attualmente positivi oggi avrebbe dovuto essere differente dai 35 casi indicati già ieri dalla presidenza della regione. C'è il servizio. Il virus non si ferma. Dopo alcuni giorni senza nuovi positivi alla Covid-19, sabato si è registrato un nuovo caso di positività a Campobello di Licata. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Picone dopo averne avuto comunicazione da parte dell'ASP. Purtroppo, ha detto Picone, devo farvi sapere che mi hanno comunicato un nuovo caso di positività alla Covid-19 relativo ad un cittadino di Campobello di Licata. Il soggetto sta bene, non presenta sintomi gravi e posso garantirvi che sta
osservando ed ha osservato tutte le indicazioni di sicurezza, pertanto non c'è alcuna ragione di temere che si crei un nuovo focolaio di contagi e la situazione è ragionevolmente sotto controllo. Questa notizia, aggiunge il sindaco di Campobello, deve comunque farci riflettere. L'emergenza non è cessata e il virus continua ad essere presente. Anche se molte misure sono state allentate, dobbiamo comunque tenere comportamenti di assoluta prudenza. Invito tutti a rispettare l'obbligo di indossare le mascherine e mantenere le distanze sociali. Al nostro concittadino, conclude il sindaco di Campobello Giovanni Picone, va il mio e sono certo anche il vostro augurio di pronta guarigione. Ieri, secondo il report dell'azienda sanitaria provinciale, non sono stati eseguiti i tamponi, dunque il dato è rimasto invariato. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 150.054, ieri ne sono stati eseguiti 1.183 in tutta la regione su 128.717 persone. Di queste sono risultate positive 3.443 più 1, mentre attualmente sono ancora contagiate 986 persone, meno 13, 2.183 sono le persone guarite, più 13, 274 le persone decedute. Degli attuali 986 positivi, 72 pazienti sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 914, meno 11, sono in isolamento domiciliare. Questi casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'isola: Agrigento 35, Caltanissetta 16, Catania 440, Enna 18, Messina 136, Palermo 296, Ragusa 18, Siracusa 12, Trapani 15. Il prossimo aggiornamento avverrà stasera, lo comunica la presenza della Regione Siciliana, che raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Un medico e 3 infermieri dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata sono risultati positivi al coronavirus e l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i dipendenti come da prassi delle ultime settimane. Gli infetti da Covid-19 sono tutti asintomatici. Nelle prossime ore saranno sottoposti al secondo tampone anche per accertare eventuali casi di falsa positività, come era accaduto nei giorni scorsi per 4 operatori dell'ospedale San Giovanni di Dio, positivi in un primo momento e poi dopo i successivi accertamenti risultati sani. Nel frattempo sono scattate le procedure di prassi che prevedono l'isolamento e il tracciamento dei contatti. La Procura di Marsala ha avviato un'inchiesta su segnalazione dell'azienda sanitaria di Trapani sul caso di un giovane studente che è rientrato da una città del nord Italia dove frequentava l'università dopo aver eseguito il tampone per accertare se fosse positivo al Covid-19 e prima di conoscere l'esito è uscito dalla sua abitazione per recarsi in alcuni negozi e negli uffici di un assicuratore. Il giovane, nonostante fosse asintomatico, è risultato positivo, ha avvertito i titolari dei negozi e l'assicuratore, i quali poi hanno allarmato l'azienda sanitaria. Tutte le persone che sono state in contatto con il ragazzo, il cui comportamento è stato molto superficiale, sono state rintracciate e sono adesso in quarantena. Parliamo ancora di coronavirus, bassa adesione all'indagine sierologica, appello della Croce Rossa Italiana, non siamo stalker, è un servizio per il Paese. Vediamo. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06 55 10 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro paese attraverso un piccolo prelievo venoso. Lo ha dovuto chiarire il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca in merito all'indagine sierologica avviata da una settimana. Delle chiamate effettuate dagli oltre 700 volontari della Croce Rossa per contattare cittadini dal campione che parteciperà all'indagine sierologica, solo il 25% ha detto sì all'esecuzione del test al primo contatto, mentre oltre il 60% delle persone ha chiesto di essere ricontattato per vari motivi e circa il 15% si è detto pensoso, ma che per il momento sta ancora valutando. Il presidente della Croce Rossa Francesco Rocca ha comunque definito i dati confortanti e ha sottolineato la risposta positiva dei cittadini. Ognuno può fare la sua parte. È necessario e fondamentale che le persone che verranno contattate dalla Croce Rossa per i test sierologici
sierologici rispondano positivamente alla chiamata. La chiamata potrà arrivare anche al cellulare. Avere questi risultati consentirà ai nostri scienziati di avere un'arma in più di conoscenza dell'epidemia nel nostro paese, ha aggiunto il ministro della Salute Roberto Speranza. È un'analisi nazionale su un campione di 150.000 persone che ci permetterà di capire esattamente cosa è successo nel paese sulla diffusione del nuovo coronavirus. Conoscere l'epidemia è un modo importante per affrontarla meglio e per vincere, ha sottolineato il ministro Speranza. 95 tunisini, tra cui 9 minori sbarcati ieri sul molo Favarolo di Lampedusa, dopo che nel tardo pomeriggio erano stati soccorsi a circa 3 miglia dalla costa, sono stati imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Non è chiaro dove il nutrito gruppo di tunisini possa venire sistemato ed accolto. Lo spot di contrada Imbriacole è stato di fatto nuovamente svuotato. Vi restano soltanto in 3, 2 migranti che avrebbero una leggera scabbia e uno che in attesa dell'esito del doppio tampone rinofaringeo che viene effettuato a quarantena ultimata. Negli ultimi 3 mesi c'è un oggettivo ed indiscutibile aumento d'arrivi, un aumento di flussi che proviene in maniera prevalente dalla Tunisia e non più dalla Libia. La procura di Agrigento, che è diretta dal procuratore Luigi Patronaggio, è stato rilevato, dice che questi flussi vengono gestiti dai tunisini che fanno un carico misto, imbarcano subsahariani e pakistani ma caricano pure connazionali. Si tratta però di indesiderati, ossia tutti quei tunisini che sono già stati espulsi dall'Italia. Si è aperto il fronte tunisino, dunque aumentano gli sbarchi e ci sono troppi indesiderati. Questo anche a causa delle voci sulla sanatoria strumentalizzate dai trafficanti e dagli organizzatori dei traffici. Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana degli autonomisti, interviene sul tema della fiscalità di vantaggio per la nostra isola dopo l'interesse mostrato dall'ex premier Renzi nel suo prossimo libro in uscita e ritiene questo argomento politico fondamentale in questo momento storico ed economico per tutti i siciliani. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'onorevole Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana degli autonomisti, interviene oggi sul tema della fiscalità di vantaggio per la nostra isola, dopo aver mostrato un interesse da parte del premier Renzi nel suo prossimo libro in uscita. Ritiene questo argomento politico fondamentale in questo momento storico ed economico per tutti i siciliani. Mi fa piacere che anche Renzi stia attenzionando le politiche del Mezzogiorno e ha tirato fuori questa iniziativa e mi auguro, afferma Di Mauro, non solo come proposta ma soprattutto come cavallo di battaglia, la fiscalità di vantaggio, un tema da sempre caro agli autonomisti fin dai tempi dell'accordo politico con Berlusconi nel 2006. La fiscalità di vantaggio, afferma Di Mauro, è un tema che, se applicato per la ripresa e il rilancio socio-economico dell'isola, può determinare realmente una serie di agevolazioni e risparmi fiscali alle imprese che investono e delocalizzano le proprie attività produttive in un'area svantaggiata come è la nostra regione. È chiaro che se si agganciano le risorse del Recovery Fund con le ingenti risorse che arriveranno in Italia di circa 172 miliardi tra sussidi e investimenti, si può veramente parlare di rilancio della Sicilia. La Sicilia inoltre ha a disposizione nella nuova programmazione comunitaria dal 2021 al 2027 circa 10 miliardi che entreranno a regime il prossimo anno. Se aggiungiamo che si può seguire con lo Stato centrale una battaglia per una vera riforma fiscale per la nostra isola assieme a un processo di snellimento burocratico e finanziario, si può veramente azionare, afferma Di Mauro, la mossa del cavallo in Sicilia, delineando un percorso che non sia assistenziale ma di sviluppo e di fuoriuscita dalla marginalizzazione territoriale ed economica in cui ci troviamo. Sapere che ancora oggi, in una fase sanitaria ed emergenziale purtroppo non conclusa, che aumenta i costi dei nostri prodotti e delle nostre merci per un gap infrastrutturale, non aiuta il sistema produttivo delle piccole e medie imprese siciliane, che scontano ritardi, costi di produzione più alti di altre regioni similari nel sud Europa, e tutto ciò ci fa riflettere. Il federalismo fiscale e la legge 42/2009 non hanno permesso mai il pieno superamento del deficit economico e infrastrutturale tra Mezzogiorno e Nord, anzi è stata una riforma ampiamente fallita per le problematiche ad introitare i tributi a livello regionale, provinciale e comunale. Lo sgravio dello Stato verso la periferia non ha mai funzionato. Noi crediamo invece che le politiche di investimento e di simpatia delle imprese devono basarsi su agevolazioni vere per seguire un percorso di competitività e opportunità
per chi voglia investire in Sicilia. Non solo rimodulare al ribasso l'IRAP, ma seguire un planning per detassare sia le spese in conto corrente e quelle in conto capitale per le aziende che vogliono delocalizzare in Sicilia e nel sud in genere. Se c'è una sana collaborazione istituzionale, oggi più che mai, tra il governo nazionale, che spinge l'Europa a seguire un processo virtuoso per la regione obiettivo 1 e il governo centrale con quello regionale, si può innestare per Di Mauro una strada che finalmente persegua obiettivi strategici e renda la Sicilia una terra di opportunità per poter investire dal turismo, dalla cultura, dal mare, la nostra IVA non dichiarata. Tra l'altro rimaniamo una regione di confine e di primo approdo dei migranti e si deve insistere con l'Europa per le compensazioni fiscali e di ristoro. Per questo, conclude Di Mauro, una politica forte a tutti i livelli istituzionali può dare una svolta che oggi non può essere più rimandabile. Il tempo dei convegni e degli slogan Ponte sullo Stretto o opere faraoniche non hanno più senso se non si inquadrano in un progetto complessivo di aiuti, investimenti e riforme mirate che hanno come scopo la crescita di attività produttive sia nuove sia di sostegno a chi già opera nella nostra Sicilia. Ad Agrigento sono nuovamente operative, anche se per poche udienze, le aule penali del Tribunale a seguito degli incontri che si sono svolti nei giorni scorsi tra i vertici del Palazzo di Giustizia, della Procura della Repubblica e dell'Avvocatura e dopo il partecipato flash mob degli avvocati del foro locale. È stato concordato di procedere a un graduale svolgimento delle udienze nel settore penale. Si sono già svolti una ventina di procedimenti, alcuni dei quali sono stati rinviati per legittimo impedimento di avvocati o testimoni in tribunale. Già nei prossimi giorni è previsto inoltre un miglioramento dei servizi offerti dalle cancellerie grazie al rientro del 70% degli impiegati e all'ingresso del Palazzo di Giustizia in via Mazzini non vi sono assembramenti o code, essendo più efficiente il sistema di prenotazione necessario a fronte delle norme anti-Covid-19. Entro la pausa estiva dell'attività giudiziaria ci si propone di accelerare lo svolgimento di numerosi procedimenti bloccati negli scorsi 3 mesi. Agrigento è una città sporca, degradata, trasandata. La denuncia di Enzo Di Natali. Vediamo. Una città più pulita è l'esortazione che viene fatta dall'Associazione Cattolici in Politica. Com'è possibile questo degrado ambientale? Si spendono ogni anno un'ingente somma di milioni di euro e si ha una città così sporca, con gli abusi alti, e nonostante si apprezzi lo sforzo dell'assessore al ramo, e questo è uno dei quesiti posti dal suo rappresentante Enzo Di Natali. Nonostante gli sforzi compiuti dall'assessore Nello Amel, su cui noi non dubitiamo sulla buona volontà, la situazione igienica nella città di Agrigento è davvero drammatica e al limite della sopportazione. E questa volta non sono abbandonate le aree periferiche, dove non si vedono da mesi e forse da anni né turbini pulire le strade, ma anche le strade del cosiddetto salotto agrigentino. Basta per tutti vedere in quali condizioni è stata ridotta la salita Pino d'Agrigento, che conduce dalla via Empedocle alla via Atenea, per non prendere in considerazione quello che c'è proprio nel centro storico di Agrigento. Come cattolici in politica ci chiediamo: com'è possibile questo degrado ambientale nonostante il comune di Agrigento per il conferimento dei rifiuti e la polizia spende ogni anno una ingente somma di quasi 20 milioni di euro? Ci chiediamo inoltre: nel contratto è contemplata anche la pulizia delle strade? E com'è possibile che le strade sono sporche e gli arbusti stanno diventando alberi col rischio della salute dei cittadini? Non è dovere dell'amministrazione comunale vigilare sulla pulizia dell'ambiente, soprattutto in questo periodo in cui abbiamo l'esplosione delle malattie allergiche per un verso e per altro verso ancora è in corso la pandemia del coronavirus? Come cattolici in politica, il nostro dovere è vigilare sull'ambiente al fine di costruire una città a misura d'uomo, come espressamente in diverse circostanze ha messo in risalto Papa Francesco. E il nostro auspicio
e che questa sollecitazione che viene da cattolici in politica possa l'amministrazione comunale farla propria e così dare un decoro alla città e anche un'adeguata pulizia. Violenza sessuale e esercizio abusivo della professione. Con queste accuse i carabinieri della compagnia di Milazzo nel Messinese hanno arrestato un maestro di judo di 63 anni. L'uomo è stato denunciato da una sua allieva. C'è il servizio. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ufficio del GIP, su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore dottor Emanuele Crescenti, a seguito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore dottoressa Rita Barbieri nei confronti di un 63enne accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ed esercizio abusivo di una professione. L'attività investigativa trae origine da una denuncia presentata dalla persona offesa nel novembre del 2018, a seguito della quale sono stati effettuati immediati accertamenti dai militari che hanno consentito di riscontrare sia quanto denunciato sia di raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire altri episodi in danno di altre 2 giovani all'epoca dei fatti minorenni. In particolare la denunciante è stata ascoltata più volte dai carabinieri che hanno ricostruito uno scenario grave e sconcertante. In particolare la giovane donna era diventata oggetto delle attenzioni morbose e maniacali del suo maestro di judo, sia durante gli allenamenti che al di fuori. Non di meno gli inquirenti hanno appurato che durante gli allenamenti l'uomo aveva rivolto le sue attenzioni anche nei confronti di altre 2 giovanissime atlete costrette a subire abusi sessuali. L'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha consentito di far luce su diversi presunti episodi di abusi che sarebbero stati posti in essere dall'uomo che, forte della sua figura di esperto e allenato istruttore, nel tempo avrebbe approfittato del rapporto di fiducia con le giovani allieve. L'uomo, sempre secondo l'accusa, avrebbe anche praticato dei massaggi decontratturanti come pretesto per compiere gli abusi, commettendo l'ulteriore reato di esercizio abusivo dell'attività di fisioterapista. In considerazione del grave quadro indiziario, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, nei giorni scorsi i carabinieri hanno tratto in arresto l'uomo. Blitz antidroga all'atto della consegna di una partita di cocaina nel centro cittadino di Agrigento. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, diretti dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, hanno arrestato Angelo Infantino, 30 anni di Agrigento, e 2 palermitani, Giampiero Capaci, 38 anni, Giuseppe Giappone, di 28 anni. Gli agenti si sono appostati attendendo la cessione della droga e sono intervenuti bloccando i 3, sorpresi dunque in flagranza di reato. Sono stati sequestrati oltre 50 grammi di cocaina e una somma in contanti intorno ai 4.000 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. Solo 2 comuni agrigentini su 35 hanno già deliberato favorevolmente attraverso i propri consigli comunali sulla bozza dello statuto per la costituzione della società speciale consortile che andrà a gestire il servizio idrico integrato in provincia. Hanno detto sì allo statuto i consigli comunali di Montevago, amministrato da Margherita La Rocca, e Licata, amministrato da Pino Galanti. Il termine fissato era quello del 31 maggio scorso, ma è ormai superato nei fatti. Vediamo. Solo 2 comuni agrigentini su un totale di 35 hanno già deliberato favorevolmente attraverso i propri consigli sulla bozza dello statuto per la costituzione della società consortile che andrà a gestire il servizio idrico integrato in provincia. Hanno detto di sì allo statuto i consigli comunali di Montevago, amministrato da Margherita La Rocca, e Licata, amministrato da Pino Galanti. Il termine fissato era quello del 31 maggio, ma è ormai superato nei fatti. Quello di ieri doveva essere l'ultimo giorno in cui i consigli comunali avrebbero dovuto adottare senza modifiche la bozza per la costituzione del nuovo soggetto pubblico, una forma di gestione scelta sul finire del 2019 che parte dal voto dei singoli consigli dello statuto, che sarà di fatto il primo atto per consentire di costruire la consortile e soprattutto superare la fase Girgenti Acque. Complice l'emergenza sanitaria, tuttavia i voti in effetti non sono arrivati, tranne nei casi di Licata e Montevago.
Molti comuni in realtà hanno già calendarizzato per le prossime settimane il voto, come nel caso di Canicattì. Così l'Assemblea Territoriale Idrica, che comunque aveva precisato che il 31 maggio non doveva intendersi come termine perentorio, pare al momento non sarebbe interessata ad azioni specifiche. Lo stallo, se dovesse protrarsi magari fino a metà giugno e a Lati, presieduto dal sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non rimane altro da fare che comunicare la situazione alla Regione e al Dipartimento Acque e Rifiuti. Non fosse altro perché Lati rimane, dopo le richieste di commissariamento poi ritirate, un sorvegliato speciale. C'è però anche chi non ha ancora approvato e nutre non pochi dubbi sullo statuto. Un esempio da quanto sta avvenendo al Comune di Agrigento, dove si parla di un annuncio di parere negativo da parte del dirigente finanziario alla proposta a causa delle incertezze operative ed economiche connesse alla creazione della nuova società. Espulsioni e veleni nel Movimento 5 Stelle dopo la fuoriuscita di 5 deputati dell'Ars che hanno formato un nuovo gruppo. Non si placano dunque le polemiche. La scelta dei due ex portavoce del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi, di cambiare casacca lasciando il movimento politico che ha consentito loro di essere eletti all'Assemblea regionale siciliana, è tecnicamente legittima, così come è legittima la richiesta dei portavoce del Movimento 5 Stelle di chiedere le dimissioni degli stessi per aver violato il più elementare dei principi per cui siedono in Assemblea regionale: essere dei portavoci e non agire per conto proprio. A dichiararlo i portavoce pentastellati a tutti i livelli istituzionali, si legge in un comunicato stampa, eletti nella provincia di Trapani. I due ormai, continuano, hanno rinnegato i più elementari concetti di lealtà e trasparenza che dovrebbero essere cardine non solo del Movimento 5 Stelle ma della più elementare etica politica. Rimaniamo sconcertati per le dichiarazioni rese da Palmeri e Tancredi, che hanno esternato soltanto venerdì 22 maggio scorso, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo manifesto politico, di aver avuto problemi di dialogo e incomprensione con il gruppo parlamentare. Appena giorni prima di quella data, ovvero martedì 26 maggio, nel corso di una partecipata riunione con gli attivisti di tutta la provincia di Trapani, i due non hanno minimamente fatto cenno delle loro intenzioni, alle quali stavano evidentemente lavorando da tempo. Qualora Tancredi e Palmeri avessero informato attivisti e portavoce di difficoltà interne al gruppo regionale, avremmo certamente provato ad avviare negoziazioni utili a dirimere le controversie, nell'interesse del territorio e dei cittadini che hanno dato fiducia al simbolo e al programma del Movimento 5 Stelle per la regione siciliana. Tancredi e Palmeri, continua il documento, siedono in quel consesso grazie al sacrificio e all'impegno di tutti gli attivisti della provincia di Trapani e dovevano rappresentarli per un massimo di 2 mandati, confrontandosi con la base qualora ci fossero stati problemi e divergenze, cosa mai avvenuta. Avremmo potuto comprendere le loro ragioni se condivise, ma non è ammissibile che abbiano deciso di essere portavoci di se stessi in autonomia, di fare da puntello della maggioranza del governo Musumeci, che ci ha battuti alle elezioni anche grazie a qualche suo candidato che è finito sotto la lente di ingrandimento della magistratura e applicando quelle dinamiche politiche che, come il Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre combattuto. Cambiare casacche e passare da forze di opposizione continuano a deputati che sostengono una maggioranza non è una novità nella storia siciliana, è una prerogativa tipica dei partiti che hanno reso invivibile il nostro territorio. Come portavoce della provincia di Trapani a tutti i livelli auspichiamo le immediate dimissioni degli onorevoli Sergio Tancredi e Valentina Palmeri. Lasciano spazio a chi li segue come preferenze nella lista provinciale e che abbia ancora la voglia e la motivazione di portare avanti le battaglie per le quali ci si è presentati alle elezioni regionali. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. Alla Valle dei Templi i ticket di accesso sono già terminati fino al prossimo 7 giugno e le guide turistiche sono sul piede di guerra. A denunciare una situazione ritenuta contraddittoria e veramente al limite è stata sui social la guida Giovanna Lombardo. Già sabato pomeriggio le prenotazioni erano possibili solo a partire dal 3 giugno, spiega Lombardo, e rapidamente sono finiti anche i ticket per i giorni successivi. Questo significa che un eventuale turista deve attendere più di una settimana prima di poter entrare. Ma non è tutto qui, perché il parco
parco, diversamente da quanto si sta facendo in altre realtà, ha deciso che anche le guide turistiche devono prenotare il biglietto per accedere. Quindi, dato che è tutto già preso, anche se ci fosse qualcuno che ha necessità di una guida turistica, non potrei comunque lavorare. Si tratta, continua Lombardo, di un atteggiamento ostile, di una vera e propria concorrenza sleale da parte del Parco dei Templi nei confronti delle guide turistiche abilitate dalla regione siciliana. Oltre 1100 visitatori hanno visitato nel primo weekend di riapertura post-lockdown il parco Naxos Taormina. In molti hanno potuto così ammirare anche la meraviglia del tramonto col tricolore al teatro antico della città. All'imbrunire, fra il canto dei merli e il frullio d'ali delle tortore, molte coppie e piccole famiglie si sono fermate per ammirare il silenzioso ed emozionante spettacolo del tramonto con l'accensione delle luci del tricolore. A Naxos i visitatori hanno potuto ammirare il museo e passeggiare tra gli scavi della prima polis greca in Sicilia. Sold out da 2 giorni Isola Bella, dove il sistema di prenotazioni consente, a tutela della salute di lavoratori e visitatori in questa fase di emergenza sanitaria, solo 116 ingressi al giorno, 8 persone ogni 45 minuti, e per i rossi di calendario ha già tutto prenotato. Abbiamo avuto migliaia di prenotazioni in tutti i siti della cultura che stiamo aprendo a partire da oggi, 30 di maggio, gratuitamente fino al 7 giugno. È un'iniziativa che la Regione ha voluto chiamare La Cultura Riparte, perché riapriamo i luoghi della cultura, i luoghi della memoria, i nostri tesori, ringraziando i siciliani e quanti in Sicilia si sono chiusi in casa responsabilmente, permettendo che il virus e l'emergenza del coronavirus non facesse i danni che ha fatto anche in altre regioni. Il nostro modo di dire grazie è aprire gratuitamente con prenotazione online i siti della cultura. È un'operazione a costo zero per i siciliani, però ci sentivamo di fare questo ringraziamento. Luoghi del cuore, referendum telematico del FAI, in pole position la Scala dei Turchi, ma tra i candidati c'è anche Maddalusa ed il FAI consegnerà una tessera per dire simbolicamente grazie a chi si è distinto con opere benefiche durante la pandemia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Domani 2 giugno anche il FAI celebra la festa della Repubblica, riaprendo l'accesso e tornare così a visitare il giardino della Colimpetra. Chi lo farà donerà un contributo libero e volontario. Il FAI rilascerà altresì anche una tessera omaggio di iscrizione annuale a tutti quelli che durante la pandemia si sono spesi per il bene comune, come le forze dell'ordine, i medici, gli infermieri. Tanti luoghi del cuore che si possono votare tramite Facebook nella nostra provincia. In testa al momento risulta la Scala dei Turchi a Realmonte, ma c'è anche la Valle dei Templi, la Casa Natale Luigi Pirandello, la Biblioteca Lucchesiana e l'area naturale di Maddalusa, che già ha avuto un centinaio di preferenze. Arianna Iacono è impegnata anche per l'iniziativa I Luoghi del Cuore del FAI, ecco, parliamone più approfonditamente. Sì, quest'anno ho avuto l'onore appunto di essere chiamato a fare parte della delegazione FAI di Agrigento e quindi avevo un po' un pallino nella testa che già mi frullava da un po' di tempo, ed era quello di rivalutare tutta la zona di Maddalusa, il boschetto, la spiaggia di Babbaluciara. Insomma è una zona bellissima che purtroppo da anni è abbandonata al degrado e che invece avrebbe bisogno di essere rivalutata appunto per quello che è una bellissima zona naturalistica in cui ci sono uccelli migratori, in cui la vegetazione, insomma, è tutto molto bello e molto ricco, tramonti meravigliosi che si possono vedere dal boschetto e dalla spiaggia, appunto i tramonti sulla vigata di Andrea Camilleri, di Porta Empedocle. Quindi un posto veramente bellissimo che però vive nel degrado ormai da tantissimo tempo, e quindi ho colto l'occasione appunto dei luoghi del cuore, che è un censimento che il FAI fa ogni anno per segnalare i posti appunto che a noi piacciono, che amiamo particolarmente. Questo è un censimento aperto a tutti, tutti possono votare e tutti possono anche segnalare un posto del cuore, e devo dire che già nella provincia di Agrigento ce ne sono tantissimi, non solo Maddalusa che appunto ha già oltre 100 voti, quindi è già
sta facendo una bella scalata e presto costituiremo anche un comitato appunto per la salvaguardia di Maddaluse e per promuovere l'ascesa in questo censimento del FAI, ma ci sono anche tantissimi altri luoghi. C'è la Scala dei Turchi che addirittura è tra i primi 20 posti in Italia, quindi insomma sta avendo grande riscontro. C'è la Biblioteca Lucchesiana, insomma ce ne sono tantissimi posti, c'è il Teatro Andromeda di Santo Stefano, quindi veramente ci sono tantissimi posti e ognuno può segnalare il proprio posto del cuore. C'è anche il Mete, per esempio, di Siculiana, il piccolo museo Mete, molto interessante. Sì, ce ne sono tantissimi, io ne ho citati solo alcuni che sono tra quelli insomma, che ricordo, ma ce ne sono veramente tanti ed è una bellissima occasione per raccontare un po' i nostri posti del cuore, i posti ai quali siamo affezionati. Votare è semplicissimo, basta andare sul sito FAI, registrarsi e poi votare anche più di un posto, ecco, più di un luogo. Sicuramente si può dare preferenza a tanti bellissimi posti, c'è anche Punta Bianca, insomma tanti bellissimi posti che abbiamo nella nostra provincia. Treni, scopriamo quali sono gli impegni presi da Trenitalia e dalla Regione nel corso dell'ultimo vertice. Vediamo. Collegamenti ferroviari della tratta Gela-Caltanissetta che attraversa le stazioni ferroviarie di Licata, Campobello Ravanusa e Canicattì, qualcosa si muove. Alla call conference convocata dal deputato regionale Giussi Savarino nella qualità di presidente della quarta commissione ARS hanno partecipato Trenitalia con l'ingegnere Damaggini, Rete Ferrovie Italiane con l'ingegnere Laganà, il dirigente dell'assessorato regionale trasporti Fulvio Bellomo, presenti anche responsabili del comitato spontaneo dei pendolari con il portavoce Giacomo Vivacqua ed Alberto Giarnana, che hanno rinnovato le istanze presentate nei precedenti incontri. L'assessorato e Trenitalia, spiega Giacomo Vivacqua, hanno preso l'impegno di fissare un incontro tecnico a breve per verificare quali soluzioni possono essere praticate nell'immediatezza per garantire dei treni che consentano di raggiungere Palermo e Catania alle 8. Nei prossimi giorni il comitato incontrerà i sindaci e i deputati del territorio per rafforzare l'iniziativa. Hanno già dato la disponibilità ai sindaci dei comuni di Ravanusa, Campobello di Licata e Canicattì e gli onorevoli Savarino e Di Paola. Un appello, ha detto Vivacqua, va fatto agli amministratori locali, molti dei quali si ostinano a non capire l'importanza strategica di una stazione ferroviaria in un comune. Tra qualche mese sarà operativa la stazione ferroviaria di Fontana Rossa presso l'aeroporto di Catania. Ciò consentirà di raggiungere l'aeroporto in poco più di un'ora comodatamente da casa. Confidiamo nell'impegno del governo della regione, dell'assessore Falcone e della deputazione regionale, nonché di tutti i sindaci dei comuni interessati. I pendolari hanno l'esigenza prioritaria di raggiungere le principali città servite direttamente o indirettamente dalla tratta ferroviaria. Quelle servite direttamente sono Gela e Caltanissetta, servite indirettamente invece tramite la coincidenza situata nella stazione di Caltanissetta Xirbi sono Palermo, Enna e Catania. Come rappresentato nell'incontro, aggiunge il portavoce dei pendolari Vivacqua, tutte le corse attualmente programmate, 3 in andata e 3 in ritorno, non consentono di arrivare o partire da queste stazioni in orari di ufficio. Il comitato pendolari ritiene che una diversa programmazione delle attuali corse consentirebbe di raggiungere tutte le principali città in orari di ufficio, permettendo a centinaia di pendolari che oggi viaggiano in auto e in pullman di viaggiare in treno e di attribuire un ruolo centrale al trasporto ferroviario. Oggi 1 giugno è la giornata mondiale dell'ortottica. Vediamo. International Orthoptic Association è la voce globale della professione di ortottista che a livello internazionale è formata da 15 organizzazioni professionali nazionali, 6 organizzazioni associate e soci individuali provenienti da nazioni dove non vi è un'organizzazione riconosciuta. La giornata mondiale dell'ortottica è l'occasione per aumentare la visibilità della professione e promuovere le attività degli ortottisti a livello locale, nazionale e internazionale. In Italia, membro di IOA è AIORAO, associazione tecnico-scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute, che aderisce a tale iniziativa dal primo anno in cui è stata promossa, perché è di fondamentale importanza informare la popolazione del valore che i professionisti della riabilitazione in ambito oculare e o ortottico rivestono nella prevenzione in età pediatrica per quanto concerne l'ambliopia e le altre patologie oculari dell'infanzia, che se non riconosciute in età precoce possono condurre a gravosi e spesso non risolvibili problemi di apprendimento, ma anche per la prevenzione e gestione delle patologie riguardanti l'età adulta, che se opportunamente gestite possono avere una ricaduta inferiore in termini di tempi e costi sul sistema sanitario, senza venir meno all'aspetto psicologico dei pazienti che si trovano a gestire in modo più efficace e responsabile le loro eventuali difficoltà visive.
La giornata mondiale ortottica di IOA è occasione per aumentare la visibilità della professione di ortottista, fornendo alla popolazione screening di vario genere. Quest'anno l'emergenza sanitaria mondiale Covid-19 ha costretto l'associazione AIORAO a portare avanti solo iniziative virtuali. È stato realizzato un video con i momenti che hanno caratterizzato la professione in questo periodo storico difficile. Noi invece vi riproponiamo una delle interviste realizzate dalla nostra emittente televisiva. La visita che abbiamo fatto è uno screening in cui valutiamo la motilità oculare e la stereopsi dei bambini di 6 anni. Perché a quest'età l'apparato visivo è abbastanza plastico e si può intervenire tempestivamente se ci sono problemi. Occorre dire che la visita oculistica in età pediatrica è completa solo ed esclusivamente se c'è anche la valutazione ortottica completa. L'ortottista, oltre a valutare l'acuità visiva, valuta la motilità oculare, quindi i rapporti muscolari e il senso della profondità, il senso cromatico dei bambini, perché soprattutto nei maschietti è importante, e si occupa della riabilitazione di eventuali difetti visivi tramite la pianificazione di terapie ortottiche che sono particolarmente di facile esecuzione e veloci come recupero. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.